E in questo tempo, nel quale crollate le barriere d'Italia, un morbo è entrato sotto la guida di Alarico e s'aggira in lungo e in largo, portando rovina alle campagne, agli armenti e agli uomini. Presagi che Rufino vedeva all'orizzonte all'inizio del V secolo. Con Costantino, nuovi giardini erano fioriti in ogni città, luoghi che irradiavano una forza spirituale e una luce sul futuro che l'impero non aveva più. Così anche a Iulia Concordia, patria del nobile Rufino, della gens Turania, antica famiglia della città. La Concordia della sua infanzia, strategica nella difesa nord-orientale della penisola, viveva una stagione di grande apertura ai traffici di merci e di idee, illuminata dalla figura del vecchio prete Paolo, autorevole interprete di Tertulliano e Cipriano e ancora in rapporto con il cristianesimo d'Africa. Gli anni degli studi superiori nella cosmopolita Aquileia risuonano ancora degli echi del passaggio di Atanasio, vescovo di Alessandria d'Egitto, del fervore nato per la vita ascetica di Antonio nel deserto e per lo studio delle sacre scritture in ebraico e in greco. In questa grande metropoli adriatica, dove si incontrano tutte le genti dell'impero, anche l'iniziazione alla fede cristiana risente della tradizione alessandrina. Questo Oriente sapiente esercita sul giovane Rufino un richiamo profondo. Ad Aquileia avvengono la sua conversione e il battesimo per opera di Cromazio. Anche a Concordia, i molti soldati di stanza sono portatori di una fede appresa in Oriente e ne lasciano memoria nel grande sepolcro delle milizie. Una Venezia illuminata dall'Oriente. È un destino che si ripeterà. Gli spiriti più profondi si interrogano sul destino dei loro greggi. Ambrogio a Milano, Cromazio ad Aquileia, Agostino in Africa, Rufino tra Oriente e Occidente. Il cammino verso la perfezione cristiana appare quello compiuto dal monaco attraverso la saggezza e le visioni profonde. L'orizzonte teologico aquileiese non è ampio e luminoso come quello delle grandi scuole di Antiochia e Alessandria e manca dell'astro di prima grandezza, Origene. Origene è l'interpretazione allegorica delle sacre scritture. Poiché un testo sacro contiene una visione spirituale che va svelata in profondità. L'allegoria è andare oltre il significato immediato delle cose, al di là del senso letterario, tenuto questo in grande considerazione ad Antiochia. 2 stelle polari guideranno i 25 anni di permanenza in Oriente di Rufino, l'ascetismo monastico e la teologia di Origene. Nella sua storia della Chiesa, Rufino racconta: in quegli anni l'Egitto era fiorente non solo per gli uomini istruiti nella filosofia cristiana, ma anche per quelli i quali dimoravano nella vastità dei deserti. Erano i padri eremiti, separati dal mondo per giungere alla conoscenza di se stessi ed elevarsi a Dio. L'eremitismo era disciplina impervia per lo spirito di Rufino, educato alla riflessione teologica nel cenacolo aquileiese. Il suo mondo interiore era più vicino a quello monastico di Gregorio e Basilio, praticato in Palestina e in Mesopotamia,
dove si esercitavano la carità fraterna, lo studio, la preghiera e il lavoro materiale. Pratiche operose che Rufino farà conoscere in Occidente con la sua traduzione delle Regole monastiche di Basilio. Lo storico contemporaneo Palladio parla di Melania, nobile romana della Spagna, e del monastero femminile fondato e diretto per 27 anni a Gerusalemme. E racconta: con lei viveva un uomo nobilissimo, a lei simile di carattere ed estremamente energico, Rufino di Aquileia, e di lui non si trovava fra gli uomini chi fosse più sapiente e più modesto. Per 15 anni Rufino diventa la guida spirituale di una comunità monastica sul Monte degli Ulivi, dedita alla copiatura dei testi greci e latini, con monaci orientali e occidentali. Una permanenza a Gerusalemme, segnata dal profondo sodalizio spirituale con Melania. L'approfondimento delle sacre scritture, con espressioni diverse ma in armonia di significato, propria dell'esegesi spirituale di Origene, era figlia di una chiesa ancora perseguitata e bisognosa di sostegno. Il secolo di Rufino la vede vittoriosa, pur se attraversata dalle eresie, e in questo mutato clima sociale il teologo alessandrino subisce accuse di adulterazione della dottrina, eresia, scisma. Eresia riverberata su Rufino, suo traduttore in latino, che segna il conflitto e la fine dell'antica amicizia con Girolamo e il rifiuto di Agostino a condannare il concordiese. Dopo quasi 30 anni, Rufino ritorna nella sua città, carico di ricordi, di esperienze eremitiche e monastiche, di testi tradotti, che secondo l'opinione di Paolino di Nola fanno di lui il più grande esperto di greco in Occidente. Gli anni e le esperienze gli avevano insegnato che era possibile praticare anche un'ascesi intellettuale, una profonda tensione spirituale volta a far condividere il già ampio universo cristiano. E Rufino la perseguirà nell'ultimo quindicennio della sua vita, tra Aquileia, Padova, Milano, Roma, fino all'ultima tappa in Sicilia. L'Occidente ritrovato aveva perso la sua antica solidità. La vita e l'organizzazione urbana delle città romano-ellenistiche, nerbo dell'impero, erano entrate nella spirale di un declino economico e statuale sempre più profondo. Riti liturgici, feste religiose, aiuti ai bisognosi, speranza nella fede facevano dei complessi vescovili i nuovi centri della città. Fino a quando il genio di Agostino non aprirà un nuovo orizzonte spirituale all'Europa, con l'uomo salvato e salito a Dio attraverso le passioni terrene, la riflessione teologica nella Venezia aveva visto Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, Cromazio, Girolamo e poi Rufino. La sua opera viene ricordata nel decreto del grande pontefice Gelasio, da Gregorio di Tours, Benedetto da Norcia, Isidoro di Siviglia. Spirito forte e nobile, di esemplare rigore morale, Rufino esercitò un profondo influsso sulla vita cristiana dell'Occidente. Generò affinità elettive in una vasta cerchia di uomini virtuosi, un cenacolo spirituale,
condiviso anche da Agostino.